Noi teniamo monitorata la situazione e comunque, ripeto, l'agitazione in senso buono, la preoccupazione nel settore è molto, molto alta. Il settore avicolo è in allerta. Un caso di influenza aviaria è stato confermato a Mira, nella riviera del Brenta. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha rilevato il primo focolaio autunnale il 1° ottobre in un allevamento di tacchini. Sebbene si tratti di un caso isolato, la notizia ha destato allarme tra gli allevatori, soprattutto perché l'episodio è avvenuto con un mese di anticipo rispetto all'anno scorso. Confagricoltura Veneto ha spiegato che il freddo precoce ha probabilmente accelerato la migrazione degli uccelli, portando il virus prima del previsto. Questo caso ha fatto scattare tutta una serie di protocolli sanitari previsti dalla Regione Veneto, anche in applicazione delle normative regionali, nazionali ed europee, per isolare, quindi si è creata un'area di isolamento intorno a questo allevamento. Il problema, secondo me, reale e che forse non viene molto sottolineato è il danno economico che subiscono gli allevatori, perché allo stato attuale non sono previsti ristorni per chi dovesse abbattere i capi, procedura prevista dal protocollo di cui si parlava prima, e soprattutto non sono previsti neanche degli incentivi per le vaccinazioni. Quindi il problema è economico, che va a toccare un settore che è quello avicolo, che non sta attraversando un buon periodo. Il presidente di Confagricoltura Venezia, Stefano Tromboni, dopo aver rassicurato i consumatori l'aviaria non è in alcun modo contagiosa per l'uomo, ricorda quando nello stesso comune nel 2017 furono abbattuti 20.000 tacchini e lancia un appello al mondo della politica. Mentre ho lanciato un messaggio, mandato un messaggio ai consumatori dicendo non preoccupatevi, dall'altro vorrei anche che fosse chiaro alla parte politica, al decisore pubblico, a chi comunque poi deve prendere in mano queste cose, che il settore non può solo subire questa situazione, ma deve essere anche supportato, perché il danno è realmente consistente.